I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura per un valore complessivo di oltre 78 milioni di euro alla società palermitana Runex, che opera nel settore del commercio all'ingrosso di metalli. Avrebbe infatti evaso un'imposta sul reddito delle società e l'IVA. Le indagini condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria sono scattate durante un controllo fiscale nei confronti della Runex, la cui sede di via Imperatore Federico è risultato un mero recapito per la corrispondenza. L'impresa risultava priva di mezzi locali, di attrezzature, di utenze e pur non avendo mai presentato dichiarazioni, versato imposte né avuto personale, avrebbe formalmente intrattenuto transazioni commerciali per rilevanti importi negli anni 2016 e 2017 con una società di capitali, la ADN Marteng, con sede a Roma. I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito perquisizioni e accertamenti bancari finalizzati a ricostruire rapporti economici commerciali tra le due società. Secondo quanto accertato, la società palermitana sarebbe stata una cartiera che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società romana, che a sua volta avrebbe rivenduto solo sulla carta la merce oggetto di precedente fatturazione ad altre due società con sede a Napoli e a Milano. Si tratta di Triossido di Mobildeno, Bramme e Coilis. Rispettivamente sono la Sifer SRL e la Fercal. In questo modo sarebbero state generate fatture false per oltre 312 milioni di euro, abbattendo in modo illecito il reddito imponibile delle società destinatarie delle fatture false attraverso la contabilizzazione di costi fittizi, nonché l'indebita detrazione sull'IVA. I 6 rappresentanti legali delle società citate coinvolte sarebbero indagati per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili.